Oggi è giovedì 25 luglio 2019. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 25 luglio 1968. Papa Paolo VI pubblica l'ultima delle sue 7 encicliche, la Humanae Vitae. È un'enciclica destinata a provocare discussioni, interpretazioni e anche aspri dissensi sia a livello teologico sia a livello di conferenze episcopali, perché affronta temi scottanti e controversi: amore coniugale, sessualità, contraccezione. La pillola anticoncezionale e, in quel 1968, la rivoluzione sessuale rivendicano il diritto femminile al piacere nella stessa misura fino allora riconosciuta all'uomo. L'enciclica dichiara moralmente non leciti i metodi contraccettivi artificiali, ma approva quelli basati sul riconoscimento della fertilità della donna in ogni ciclo mestruale. La posizione di Papa Giovanni Battista Montini è senza precedenti, perché per la prima volta, seguendo la strada del Concilio Vaticano II voluto proprio da lui, il Magistero non parla dell'argomento solo per presentare divieti. Nel 2018, nel 50° anniversario dell'enciclica, Papa Francesco autorizza straordinariamente, con 20 anni di anticipo sul termine ordinario, l'esame dei documenti dell'Archivio Segreto Vaticano da parte di Gilfredo Marengo, docente di antropologia teologica. Il libro che ne nasce ricostruisce la storia segreta dell'enciclica. Paolo VI, ottenuto il parere non contrario alla contraccezione della Commissione Pontificia su vita coniugale e nascite, istituita nel 1963 da Giovanni XXIII, interpella tutti i padri sinodali. Su quasi 200 rispondono solo in 26. Solo 7 si esprimono contro la contraccezione. Fra essi il vescovo di Cracovia, Karol Wojtyła, futuro Giovanni Paolo II. Fra i 26 possibilisti, il vescovo di Vittorio Veneto, Albino Luciani, futuro Giovanni Paolo I. Montini incarica 2 teologi domenicani di sottoporgli un testo di enciclica. Quando il cardinale Giovanni Benelli, sostituto di Stato, gli fa notare l'impianto preconciliare della bozza, molto dottrinale, con richiami all'eccellenza del celibato, alla verginità consacrata e al primato del fine procreativo, Paolo VI si isola in preghiera e poi scrive di suo pugno le correzioni. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile. Viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio della Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni inviandogli questo minuto di racconto può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.